Si stava allenando in apnea nelle piscine di Mestre quando ha avuto un malore, soccorso dai bagnini. Non ce l'ha fatta, 19enne di Rovereto, studente a Padova, è morto dopo un giorno d'agonia. Violenza in Campo Marzo a Vicenza, 2 agenti di polizia locale aggrediti da 2 giovani nigeriani che si rifiutano di farsi controllare. Uno dei 2 con permesso di soggiorno umanitario stacca a morsi la falange di un dito al vigile. Gestivano una fiorente attività di spaccio droga di tutti i tipi per giovanissimi, 3 richiedenti asilo arrestati dalla polizia a Belluno. Le drammatiche fiamme di Notre Dame interrogano il Veneto sulla tutela dei suoi beni inestimabili. Ecco come la Basilica di San Marco ed il Santo a Padova si difendono dal pericolo incendi. Ha accusato il suo gruppo di voler fare uno scempio a favore delle agromafie, così il Movimento 5 Stelle ha avviato l'espulsione della bassanese Sara Cunialla, deputata già al centro delle polemiche per le posizioni no-vax. Bimbo di 1 anno rischia di soffocare per un boccone di traverso, tragedia sfiorata a Trevignano, a salvarlo la prontezza di un infermiere del 118 che al telefono ha guidato la mamma. Può vedere la luce solo ogni 5 anni per poche settimane. Per il 500° leonardesco il celebre uomo vitruviano è in mostra assieme ad altri 34 disegni autografi del maestro. Buongiorno e ben ritrovati con l'edizione del Veneto, la prima edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la tragedia che si è verificata a Mestre. Si stava allenando in apnea nelle piscine di Mestre quando ha avuto un malore, soccorso dai bagnini. Non ce l'ha fatta, è morto dopo un giorno di agonia un 19enne originario di Rovereto, studente a Padova. Ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno da Mestre, c'è ancora sconcerto per la tragedia avvenuta sabato sera nella piscina del centro di via Circonvallazione. Pietro Passarella, 19 anni, originario di Rovereto ma residente a Mestre, ha infatti perso conoscenza a causa di un malore proprio mentre stava nuotando. I bagnini hanno cercato di salvarlo in tutti i modi, poi la corsa d'urgenza all'ospedale All'Angelo, dove però è stato dichiarato morto domenica. Nella notte gli sono stati espiantati gli organi. La sua famiglia e la città piangono un ragazzo che viene definito solare, pieno di vita, con una passione per la matematica e infatti studiava all'Università di Padova. Una passione anche per la musica e la filosofia, aperto al mondo e circondato di amici. È terminato il liceo Rosmini di Rovereto, Pietro si era trasferito a Mestre dove aveva messo su casa con la fidanzata e da qui tutti i giorni andava a Padova all'università. Era un sole che brilla, racconta la mamma, un ragazzo generoso, capace di donare amore e aperto alla vita. Gli piaceva moltissimo viaggiare, anche se adesso aveva lasciato da parte i viaggi più lunghi per dedicarsi allo studio della matematica all'università. In attesa di una celebrazione laica molto semplice, la famiglia chiede di ricordare Pietro dedicandogli un pensiero, accendendo una candela e ascoltando la musica preferita. A breve si attiverà anche una raccolta fondi per un progetto umanitario in Brasile. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. La cronaca ora ci porta a Vicenza, violenza in Campo Marzo, 2 agenti di polizia locale sono stati aggrediti da 2 giovani nigeriani che si rifiutavano di farsi controllare. Uno dei 2 con permesso di soggiorno per motivi umanitari ha staccato a morsi la falange di un dito al vigile. Sentiamo. 2 agenti della polizia locale di Vicenza sono finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti a morsi da uno straniero al quale avevano chiesto i documenti. L'aggressione è andata in scena ieri sera a Campo Marzo, dove era in corso un controllo da parte dei militari in servizio permanente nel polmone verde vicentino. Un nigeriano di 21 anni si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari, che hanno chiesto il rinforzo dei vigili. Quando la pattuglia del comando cittadino è giunta sul posto, il giovane nigeriano è andato su tutte le furie ed è scattato un violento parapiglia. Decine di amici e conoscenti dell'africano hanno attorniato vigili e militari, ma guai peggiori sono stati evitati grazie all'intervento immediato di altre pattuglie e dei carabinieri. Gli agenti sono finiti al San Bortolo per le morsicature e le ferite riportate, mentre il nigeriano, risultato poi essere un richiedente asilo, sarà processato oggi con rito direttissimo. Sulla vicenda è intervenuto subito il sindaco Francesco Rucco, che ha espresso la propria vicinanza agli aggrediti e ha confermato la necessità di presidiare Campo Marzo assieme alle altre forze dell'ordine.
3 stranieri richiedenti asilo sono stati arrestati dalla polizia a Belluno perché accusati di avere creato una frequentata piazza di spaccio e droga al ridosso del centro della cittadina. I 3 erano ospiti di una comunità di accoglienza. È la prima volta che viene individuato un centro di spaccio nel capoluogo bellunese. L'indagine della squadra mobile di Belluno era iniziata lo scorso gennaio da una segnalazione che ha riguardato un gruppo di stranieri senegalesi e gambiani richiedenti asilo ed ospitati presso strutture d'accoglienza della provincia. Gli arrestati nel capoluogo dolomitico da alcuni anni e senza precedenti avevano avviato un giro di spaccio che avveniva lungo il parco di Lambioi. Sono state effettuate delle perquisizioni che hanno consentito di ritrovare stupefacenti di vario titolo, somme di denaro e telefoni usati per lo spaccio. Gli investigatori hanno accertato centinaia di cessioni di tutti i tipi di droga anche a ragazzini minorenni. Altri 2 bancomat fatti saltare nella notte nel Padovano, i ladri in fuga con una 500 Abarth e ora è caccia alla banda. Ormai da inizio anno i colpi non si contano più. Nella notte ancora 2 assalti a sportelli bancomat tra Padova e provincia. Questa volta però c'è un dettaglio in più. La banda avrebbe utilizzato per la fuga una 500 Abarth di colore rosso rubata 2 notti fa in una concessionaria di Vigonza. Il primo colpo all'1 a Padova, all'ufficio postale del quartiere Sacro Cuore. I banditi hanno usato dell'esplosivo per far deflagrare lo sportello Postamat, ma non sono riusciti a forzare la cassaforte e così sono scappati senza bottino. La banda allora si è diretta verso l'Alta Padovana, dove invece il colpo è riuscito. Il bancomat delle Poste di Fontaniva è esploso e si è squarciato. I malviventi sono riusciti a portar via 20.000 euro in contanti, poi sono scappati a bordo della Fiat Abarth rossa. Su questi 2 episodi indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo i 2 assalti attraverso le telecamere di videosorveglianza. Il giorno dopo il devastante rogo di Parigi, l'ambasciatore di Francia era a Treviso per parlare di economia e rinsaldare i rapporti di collaborazione tra i 2 paesi, ed in questo momento così doloroso per la Francia è arrivata la solidarietà dei trevigiani. Sentiamo. Stiamo veramente valutando tutto questo e siamo uniti nel dolore ma anche uniti nella voglia di ricostruire. All'indomani del rogo che ha devastato a Parigi il tetto di Notre Dame, i francesi sono uniti nel pensare già alla ricostruzione della cattedrale. La conferma dall'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Massé, in visita a Treviso. Negli occhi ancora lo shock delle immagini delle fiamme che divorano le guglie di uno dei simboli di Parigi e della Francia, ma la volontà è quella di rispondere subito all'appello del presidente Macron per ricostruire la cattedrale. C'è l'unità del popolo francese per ricostruire la cattedrale. Devo dire che qui a Treviso ho avuto tanti messaggi di simpatia, di sostegno che per noi è molto caro, veramente un sentimento da parte della popolazione trevigiana di vicinanza, di amicizia, e questo veramente ci dà grande forza. Una vicinanza e una solidarietà che l'ambasciatore, alla sua prima tappa della visita in Veneto, dice di aver sentito forte, quasi riparta proprio dalla Marca la volontà di rinsaldare i rapporti tra i 2 cugini, Italia e Francia, dopo le forti tensioni con il governo che avevano portato lo scorso febbraio la Francia a richiamare in patria lo stesso Massé. Tensioni poi rientrate ed ora proprio da qui sembra ripartire l'avvicinamento tra i 2 paesi. Sentiamo che Treviso si sente vicina alla Francia in questo momento di dolore e di tristezza. Io sono ambasciatore e quindi voglio conoscere bene l'Italia e ovviamente so che Treviso fa parte del motore economico dell'Italia, e quindi per quello che volevo venire qui, avere incontri. Continuiamo dopo, vediamo la Confindustria di Treviso per appunto vedere tutti gli aspetti di una regione che sono sicura sarà sempre più presente nella relazione italo-francese. Le drammatiche fiamme che hanno devastato Notre Dame a Parigi interrogano anche il Veneto sulla tutela dei beni inestimabili. Ecco quindi come la Basilica di San Marco si difende dagli incendi. Vediamo. Un rogo impressionante e terribile, quello che ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi, seguito con sconcerto e apprensione anche in Veneto.
A Venezia, dove nel corso dei secoli diversi monumenti sono stati distrutti dalle fiamme, oltre ad esprimere solidarietà verso la Francia, ci si interroga sui sistemi di prevenzione e contrasto degli incendi negli edifici storici della città. La Basilica di San Marco, ad esempio. Rispetto a Notre Dame, la chiesa veneziana ha poche strutture in legno, concentrate sulle cupole, dove, come per la Basilica della Salute, è stato attivato un sistema antincendio all'avanguardia. Si chiama water mist, che riempie in caso di incendio di una parte, riempie completamente l'aria con una gocciolina di pioggia e quindi spegne l'incendio togliendo l'aria e senza danneggiare con l'acqua le cupole sottostanti sulle quali ci sono i mosaici. Ci sono oltre 400 sensori che vengono continuamente controllati. A San Marco sono inoltre previste esercitazioni con le squadre dei vigili del fuoco e i volontari. Venezia, oltretutto, è coperta da un'ampia rete esterna di idranti a colonna. Sulla Basilica c'è ora anche un impianto di parafulmine e un'attenzione particolare in caso di cantieri aperti per lavori di restauro. Noi cerchiamo di stare molto attenti, mettiamo degli impianti provvisori anche quando abbiamo delle strutture provvisorie. Quello che è successo non solo alla Fenice ma anche alla chiesa di San Geremia sono tutte cose che sono venute dall'esterno della struttura, come pare anche a Notre Dame. Quindi direi che la parte che bisogna migliorare in generale su queste cose, comunque bisogna stare molto attenti e quando si mettono su queste strutture provvisorie. Nel prossimo servizio vediamo invece come la Basilica del Santo a Padova si difende dal fuoco. Nel 1749, quando 4 delle 8 cupole della Basilica sono state distrutte da un furioso incendio, si è sviluppato nella parte lignea delle cupole. Anche qui, come a Parigi, la volta in pietra e mattoni non è stata danneggiata. Forse pochi sanno che 270 anni fa la Basilica del Santo subì le conseguenze di un rogo devastante. Tragica fatalità, come per Notre Dame, accade nella settimana che precedeva la Pasqua. A raccontarlo è padre Giuliano, memoria storica della Basilica, esperto e conoscitore dei sistemi di sicurezza che la proteggono. Le cupole all'epoca vennero ricostruite in pochi mesi. Hanno fatto un primo rudimentale sistema antincendio, scavando un apposito pozzo, facendo un sistema di pompe che portava l'acqua a un serbatoio intermedio a un certo livello dell'edificio e costruendo una serie di camminamenti esterni. I camminamenti esterni del 1749 sono ancora visibili oggi e rimangono a difesa della Basilica. Ora il nuovo impianto è stato messo a punto tra il 1997 e il 1999 durante i lavori di ristrutturazione dei tetti in occasione del Giubileo. Per prevenire il cortocircuito, tutto l'impianto elettrico è staccato dal legno. Non esistono cavi inchiodati come era in passato sui legni e è collocato all'interno di tubature metalliche. Poi c'è l'allarme e la sorveglianza con sensori di fumo posizionati all'interno della Basilica collegati a telecamere in grado di individuare subito il luogo d'origine del rogo. In caso proprio di pericolo che c'è la fiamma, allora abbiamo un sistema di primo intervento che è costituito da un serbatoio di acqua pulita, da delle pompe automatiche che partono con dei motori diesel. In passato, in caso di incendio, l'acqua veniva presa dal pozzo e portata con i secchi fino al punto del rogo. Oggi invece, come potete vedere lassù, ci sono dei tubi speciali d'acciaio che fanno arrivare l'acqua anche nei punti più alti della Basilica. I tubi sono tenuti pieni di aria a pressione, perché se in inverno l'acqua si congelasse dentro quei tubi non basterebbe l'incendio della Basilica per scongelarli, quindi sono abitualmente pieni d'aria compressa. In caso di allarme l'aria esce nel giro di pochissimi secondi e nel frattempo intervengono le pompe a spingere l'acqua a pressione fino dove serve.
Ed ora la politica, il Movimento 5 Stelle ha avviato le pratiche per l'espulsione della deputata bassanese Sara Cunial. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'intervento in aula della deputata in cui ha accusato il suo gruppo di voler fare uno scempio a favore delle agromafie. Quindi il direttivo pentastellato ha votato l'espulsione dal movimento e la segnalazione ai probi viri. La deputata Cunial è già stata più volte al centro delle polemiche anche per le sue posizioni no vax. Ha assunto posizioni antiscientifiche su tutto, anche sulla Xylella. Ha commentato il capogruppo pentastellato Francesco Duva, portava in aula emendamenti senza discuterne con nessuno. I suoi comportamenti quindi sono stati giudicati incompatibili con il movimento e quindi è stato deciso per l'espulsione. Ancora cronaca, un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante che si è verificato questa mattina tra i comuni di Vigonza e Pianiga lungo l'autostrada A4 direzione Trieste sta creando code. Non risultano feriti e i mezzi incidentati sono già stati rimossi, tuttavia il traffico intenso di queste ore sta rallentando lo smaltimento delle code che superano i 6 km, interessando le competenze della società Brescia-Padova. Sul posto operano le pattuglie della Polizia Stradale e gli ausiliari alla viabilità di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre. E continuiamo a parlare di viabilità con il Terraglio Est, perché ieri a Veneto Strade c'è stato un vertice con i rappresentanti delle amministrazioni comunali trevigiane coinvolte al passaggio della nuova arteria e ai comuni è stata presentata la simulazione degli effetti che il Terraglio Est avrebbe sul traffico. Sentiamo. Lo studio è quello effettuato da Veneto Strade per monitorare il traffico nell'area sud di Treviso allo scopo di valutare gli effetti che si avrebbero con la realizzazione del Terraglio Est. Quello che è emerso è un maxi ingorgo quotidiano che coinvolge la tangenziale, la bretella di Silea da e per il casello di Treviso Sud, via Sant'Antonino e poi la viabilità verso Dosson, Casale, Preganziol. Studio che è stato presentato alle amministrazioni comunali coinvolte prospettando le due soluzioni, rotatoria a raso o sottopasso, da realizzarsi a Sant'Antonino all'altezza di via Fuin. Hanno fatto vedere tutti gli studi di traffico e la pressione veicolare sulle strade legate alle due scelte, alle due ipotesi. Chiaramente siamo orientati verso la soluzione, quella in sottopasso. Ora i comuni hanno un mese di tempo per studiare il progetto, presentare le osservazioni. L'obiettivo delle amministrazioni è quello di concordare una proposta unitaria a Veneto Strade, tenendo presenti le criticità di ciascun territorio. E noi vogliamo le massime mitigazioni ambientali e le massime compensazioni. Questo per avere l'opera il meno importante possibile per il quartiere di Sant'Antonino. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Rieccoci in studio con la prima edizione regionale dei TG di Antenna 3, tragedia sfiorata l'altro giorno a Trevignano, in provincia di Treviso. Un bimbo di 1 anno rischia di soffocare per un boccone di traverso, salvato grazie ai suggerimenti di un operatore del 118 che al telefono ha guidato la mamma spiegandole che cosa fare. Sentiamo. Ha rischiato di soffocare dopo aver ingoiato la punta di un cono gelato che la sorellina gli aveva fatto assaggiare. La cialda gli è rimasta bloccata nella trachea impedendogli di respirare. Sono stati minuti di terrore per i genitori di un bimbo di 12 mesi di Trevignano. Quando si sono resi conto che il piccino stava per soffocare hanno chiamato il 118 e qui è stata la prontezza dell'operatore, oltre al sangue freddo di mamma e papà, ad evitare il peggio. Troppi gli 8 minuti necessari all'ambulanza per raggiungere l'abitazione della famiglia.
famiglia, l'operatore del SUEM ha prima spiegato al telefono ai genitori la manovra da effettuare per far espellere il boccone, poi, resosi conto che non funzionava ed il bimbo era già diventato cianotico, ha suggerito alla mamma un'operazione atipica: soffiare più aria possibile nella bocca del piccino per cercare così di disostruire le vie aeree. E per fortuna il pezzetto di cono è scivolato giù, finendo sì nei bronchi, ma riuscendo a far tornare il bimbo a respirare. Commozione e sollievo alla centrale operativa del 118 quando al telefono hanno sentito il pianto. Il bimbo era tornato a respirare. Il piccolo è stato poi portato all'ospedale di Treviso, dove è stato sottoposto ad un intervento per la rimozione del corpo estraneo. Tutto si è risolto per il meglio grazie alla prontezza dell'infermiere e della mamma che, senza farsi prendere dal panico, ha eseguito quanto le veniva suggerito. All'asta la villetta ed il terreno adiacente di Freddi Sorgato. A deciderlo il Tribunale di Padova. Il ricavato servirà a risarcire la famiglia di Isabella Noventa. Base d'asta 340.000 euro, 240.000 euro valore della villetta di via Sabbioni a Noventa Padovana, cui si aggiungono i 100.000 euro stimati per il giardino circostante. Ancora da fissare la data, ma il giudice ha deciso di dare il via libera alla vendita dell'abitazione teatro dell'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignaseco, secondo la ricostruzione fatta nel corso dell'indagine che portò in carcere, oltre a Freddi, la sorella Deborah e la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco. Per i fratelli Sorgato e per Manuela Cacco il Tribunale di Padova ha emesso nel giugno 2017 una sentenza di condanna in primo grado, poi confermata in appello, stabilendo pure un risarcimento di 900.000 euro, $500.000 di euro alla mamma di Isabella, 300.000 euro al fratello Paolo Noventa. Non avere un corpo da piangere resta la più grande amarezza per la famiglia Noventa. I resti di Isabella, nonostante i ripetuti e disperati appelli, non sono infatti mai stati trovati. Può vedere la luce solo ogni 5 anni per poche settimane. Per il 500° leonardesco, il celebre uomo vitruviano dell'Accademia di Venezia è in mostra assieme ad altri 34 disegni autografi del maestro. È un lungo viaggio di studi, di proporzioni, di prove per arrivare laggiù, fino dove nell'abside c'è l'uomo vitruviano di Leonardo. Il percorso verso una delle icone del mondo d'Occidente, fragile come la carta ma immensa come il sapere, è stato lungo anche per lo stesso Leonardo. L'uomo vitruviano, conservato nei caveau delle gallerie, è infatti il culmine di tanti studi, tante sudate carte da parte del maestro, e alla fine compare laggiù, luce nel buio delle cose ancora da conoscere, svelato per qualche mese nell'abside di quella che fu la Chiesa della Carità. È diventato ai giorni nostri un'icona del nostro tempo, addirittura un simbolo della cultura occidentale. Perché? Perché riunisce in sé quella aspirazione agli ideali classici di perfezione e di armonia. L'uomo è al centro, lo si dice spesso, ma in questo caso il centro è lì, a portata di mano, tangibile. Il centro del cerchio rappresenta l'ombelico e quindi l'origine spirituale dell'uomo. Il centro del quadrato cade sui genitali e quindi rappresenta l'origine materiale, terrena dell'uomo. Però il tutto è fuso in una relazione armonica dalla sezione aurea, quella che Luca Pacioli definiva divina. Soffermiamoci sul piede, è in una posizione naturale, scelta ovviamente voluta da Leonardo perché quel piede è la misura di tutto. Dalla battaglia di Anghiari ai meravigliosi passi verso la definizione dell'immagine dell'uomo e le sue proporzioni, prestiti che arrivano da Windsor, dalla National di Washington o dal Fitzwilliam di Cambridge, dove, come per il resto della sua vita, Leonardo sperimenta anche su carta. Usa mezzi grafici diversi, usa la penna, l'inchiostro, lo stilo metallico che può essere stilo di piombo o stilo d'argento, acquerella talvolta gli inchiostri, oppure usa la pietra nera, la pietra rossa, proprio in una visione sperimentale anche della tecnica grafica. L'uomo vitruviano, come le altre carte di Leonardo, può vedere la luce solo almeno dopo 5 anni, per poche settimane. La luce è sua nemica, ma nel contempo svela la misura dell'uomo ogni tanto quando sappiamo accorgercene.
Uno sguardo alla nostra programmazione, vi lascio tra pochissimo a ore 13, torna come ogni mercoledì l'appuntamento con la CGIL e poi questa sera subito dopo i TG 20 e 10 ospiti in studio Riccardo Barbisan della Lega e Laura Puppato del Partito Democratico. Grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone si espande ulteriormente sul nostro territorio a garanzia di un'altra giornata caratterizzata dal bel tempo. Ma andiamo nel dettaglio e vediamo come sarà la giornata di mercoledì. Sul Veneto avremo qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Altrove il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime in aumento comprese invece tra 16 e 18 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata tuttavia non si esclude qualche breve rovescio sui monti. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 16 e 20 gradi, dunque molto gradevoli. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Con ampio soleggiamento ovunque sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sui 6 gradi, massime in aumento tra 18 e 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.